Coronavirus, anche l'economia è malata e ha bisogno di ossigeno. Ossigeno finanziario, liquidità, sgravi fiscali. Così ad Albettone, nel Basso Vicentino, la fase 2 inizia da qui, da un aiuto concreto alle attività produttive, ai bar, ai ristoranti. In primo luogo si è decisa l'esenzione dal plateatico e le attività potranno pertanto occupare il solo pubblico gratuitamente. Ciò comporterà minori spese per le attività e la possibilità di chiedere uno spazio più ampio rispetto al passato, in modo da rispettare quelle distanze che il decreto che il governo andrà ad emanare sicuramente imporrà. Plateatici più larghi, più ampi, un aiuto ai locali, ma anche alla sicurezza sanitaria, visto che, come sottolinea il nuovo sindaco Francesca Rigato, in questo modo i tavoli potranno essere posizionati a distanza di sicurezza l'uno dall'altro. Ma il comune di Albettone fa di più. È stata decisa la riduzione della tassa sui rifiuti per il periodo corrispondente alle mensilità durante le quali le attività sono rimaste chiuse. Questo è l'unico segnale vero e concreto che un'amministrazione, a nostro avviso, dovrebbe dare alle proprie attività e ai propri concittadini per far vedere la vicinanza. Dunque la tassa sui rifiuti verrà ridotta per il periodo del lockdown, un segnale che è piaciuto molto anche a Gio Formaggio, l'ex sindaco sceriffo chiamato in consiglio regionale, che ha lasciato il posto proprio a Francesca Rigato. Sono orgoglioso che il comune di Albettone, che ho rappresentato fino a pochi giorni fa, con il nuovo sindaco e la nuova squadra, che è la mia squadra, abbiano scelto di aiutare concretamente i commercianti, i ristoratori, i baristi e tutte quelle botteghe che hanno avuto difficoltà e che avranno difficoltà a causa del coronavirus. Spero che tanti altri sindaci prendano ad esempio la delibera del comune di Albettone, perché dobbiamo veramente intervenire con queste categorie.